Quasi 8 milioni di euro in soli 3 anni sono i contributi erogati dalla presidenza dell'ARS targata Gaetano Galvagno nel triennio 2023-2025 a 2.700 tra associazioni, comune, parrocchie e scuole, il triplo di quelli distribuiti nello stesso tempo della scorsa legislatura sotto la reggenza del presidente Miccichè. I dati arrivano da uno studio effettuato dal deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, che ha passato in raggi X i contributi decisi dal vertice del Palazzo dei Normanni nei primi 3 anni di questa legislatura, per evidenziare le storture di un sistema che va assolutamente cambiato per restituire credibilità e autorevolezza alla politica regionale dopo gli scandali e le tante e continue ombre di questi anni. Quasi 8 milioni di euro, ha commentato Varrica, sono una cifra enorme, specie se raffrontata con i fondi erogati dall'ex presidente dell'ARS Miccichè, che non mi pare abbia avuto un approccio frugale relativamente alla gestione dei contributi. Questa pioggia di soldi purtroppo può alimentare la triste convinzione che i contributi pubblici arrivano grazie al filtro della politica e che per avere qualcosa bisogna chiedere al potente di turno, al conoscente in una rete di relazioni che rischia di prevalere sul merito. I dati raccolti dal parlamentare regionale del 5 Stelle Varrica mostrano che i quasi 8 milioni di euro distribuiti nella prima tornata di questa legislatura sono andati per il 67,8% ad associazioni ed enti no profit, per il 19% a enti locali, per l'11% a parrocchie e altri istituti religiosi, mentre solo l'1,5% è andato a scuole e università. A livello di distribuzione provinciale il grosso delle risorse, afferma Varrica, è andato ai territori del Catanese e del Ragusano, che con il 29% della popolazione hanno ricevuto più del 40% delle risorse stanziate. Per quanto riguarda i territori che hanno ricevuto contributi significativi, almeno 50.000 euro complessivi, a fare la parte del leone è stato proprio il comune di Paternò, di origine di Galvagno, cui sono andati 268.700 euro, più di 5 volte quelli arrivati a Trapani e quasi 7 volte quelli indirizzati a Caltanissetta, che pure sono capoluoghi di provincia. In base a un'ipotetica ripartizione demografica, il comune catanese avrebbe dovuto avere circa un quarto di quanto invece ha ricevuto. A seguire Ragusa con 210.000 euro di contributi, Agrigento con 161.500 euro di contributi, Comiso con oltre 152.000 euro, Acireale 145.000 euro, Belpasso 134.000 euro, per finire Piazza Armerina 69.500 euro. Per Varrica inoltre si dovrebbe diminuire il budget destinato alle spese di rappresentanza del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che oggi sono 150.000 euro all'anno. Infine bisognerebbe ridurre o azzerare i budget per spese di rappresentanza dei deputati questori, che oggi ammontano a 15.000 euro l'anno, e soprattutto dei deputati segretari a 8.000 euro l'anno, il cui ruolo è limitato all'attività d'aula e non ha nulla a che fare con le esigenze di rappresentanza istituzionale dell'Assemblea, se non allo stesso livello di qualsiasi altro deputato. 8 milioni di euro, questi i contributi concessi dal Presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno in questo primo triennio di legislatura, a sua totale discrezione. Avete capito bene, il Presidente dell'Assemblea regionale può concedere contributi ad associazioni, scuole, enti locali, parrocchie, a sua totale discrezione fino a un massimo di 15.000 euro. Per comprendere la dimensione degli importi di cui abbiamo parlato, basta fare un paragone con il primo triennio della precedente presidenza, quella di Gianfranco Miccichè, comunque un politico che non si è mai distinto per la frugalità e la parsimonia nel suo approccio. Possiamo vedere il paragone tra le due presidenze. Bene, Miccichè ha utilizzato poco più di 2,5 milioni di euro e il paragone con la presidenza Galvagno è oggettivamente incredibile, perché stiamo parlando di quasi 3 volte
gli importi destinati da Gianfranco Miccichè. Noi abbiamo effettuato questo studio che troverete sul nostro sito, dove cerchiamo di analizzare anche come sono state distribuite le risorse ai vari territori. Bene, la cosa che abbiamo scoperto è che tra realtà che hanno preso più risorse considerando la loro popolazione spicca il comune di Paterno, che, come tutti sapranno, è peraltro il comune di origine proprio del presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno. Bene, noi abbiamo fatto delle proposte su questo tema. Questi fondi a pioggia devono essere eliminati. Riteniamo che l'Assemblea regionale debba avere un budget ridotto di circa 100.000 euro che posso utilizzare per dei casi straordinari, mentre tutte queste realtà culturali o che fanno operazioni di beneficenza che vanno sostenute dovrebbero essere sostenute con una legge che possa garantire loro risorse mediante un bando, criteri oggettivi e delle commissioni giudicatrici serie e trasparenti. Per cui la nostra proposta va in questa direzione, perché bisogna abbattere questo sistema che purtroppo è clientelare, in quanto ci sono questi soggetti che sono costretti anche in buona fede a dover passare dal politico di turno, dal potente di turno, dall'amico di turno per avere delle risorse che spettano loro.